Sono qui perché ho avuto la grazia di arrivare in questa terra, invitata dal Vescovo, il quale in quest'anno particolare dedicato alla vita consacrata e anche in occasione del secondo anno di consacrazione di due sorelle nell'Ordo Virginum, ha pensato di invitarmi a portare la mia testimonianza. Sono una vergine consacrata, sono una psicoterapeuta, svolgo il mio servizio alla Chiesa nella diocesi di Aversa, sono consacrata ormai da 8 anni e sono la sposa di Gesù. Questo è il più gran regalo che potesse mai essere concesso a una donna e a me, una giovane donna. Beh, voi potreste chiedermi anche come si concilia la mia professione di psicoterapeuta con la mia scelta di vita vocazionale. In realtà è un tutt'uno, anzi è la mia scelta che orienta il mio lavoro, perché la mia professione è fare del bene al prossimo, ma questo fare del bene in realtà ha una bussola e questa bussola si chiama Gesù Cristo. Tutto è orientato al bene secondo una logica evangelica, no? Non che offre il mondo, ma che offre il Vangelo, quello di aprire le persone, i miei pazienti, ma anche le persone che incontro, ad una speranza completamente diversa, a non arrendersi alle difficoltà, ma a pensare che c'è sempre un oltre e in quell'oltre non si è mai da soli. Oggi come consacrata vorrei dire ai ragazzi la prima, non accontentatevi. Seguire Gesù Cristo non vuol dire così seguire una persona, un perfetto sconosciuto, è cercare. Quindi quello che vi voglio dire è cercate Gesù perché si lascerà trovare. E la seconda è non accontentatevi di una vita passata in modo trasparente, ma vivete la vostra vita intensamente, no? Con una proposta che sia vera, autentica, di valori che vanno condivisi, che vanno gridati al mondo, no? In questo rumore cerchiamo di far nascere e crescere qualcosa di molto bello.